posto. Del resto è da un pezzo che aspetta e testo il recesso. Non tengo manco più conto del tempo che investo. La storia si ripete e tendi a mettermi in merda. Merda, continuamente aumenta il costo e il dissesto. Fino a che... Scrivo mentre fumo cannabis, sotto controllo anche dopo il bis. VD40 la melody. Buonasera amici telespettatori, siamo oggi in questa nuova puntata di Icnos Music Show The Indigenous Artists. Oggi in compagnia di un altro artista sardo, Akab Dark Dog. Non perdetevi la puntata, mi raccomando, a dopo. Ciao ragazzi. Mi discotto dal costume imposto ad ogni costo perché posso, però non mi sposto né mi prostro. Visto che sto mondo poco in fondo conto poco non lo sconto, ma non mi nascondo se non sfondo. Ho preso il colpo e rompo, gioco il colpo tutto rompo, pronto chi mi trovo contro che si affondo non mi stoppo. La nave salpa e non sa più dove andare. Qualcuno ha visto in città il suo comandante. Quando lei poi tornerà starà a aspettare. Questo timone è nostro che se nessuno sa ora in che mani. Buonasera ragazzi, siamo come detto prima a questa nuova puntata di Icnos Music Show. Siamo oggi in compagnia dell'artista di origini sarde Akab Dark Dog. Hey, let's get up. Insieme ai membri della 070 Gang. Lui White. già conosciuto anche per la Califogi. 070. Roby della Califogia della 070 Gang e della Karate Records. E con Mike della 070 Gang. Ragazzi, andremo a capire qual è stato il percorso dell'artista Akab e andremo anche a parlare poi della 070 Gang. Bene Akab, parlaci un po' del suo percorso artistico, di come inizia, qual è stato il tuo progresso. Il mio percorso artistico inizia dall'età della scuola, però facevo tutta altra roba. Avevo un gruppo punk rock, facevamo assemblee, feste, serate al Poetto. E dopo, col tempo, con la musica ho lasciato perdere dopo 3-4 anni, perché avevo altro da fare, mettiamo così. Io so che tu hai origini sarde, però nel frattempo ti sei spostato fra Austria, Svizzera. Raccontaci un pochino come mai di queste movimentazioni. Da quando ho finito di scontare quello che dovevo, ho pensato di cambiare totalmente aria e quindi ho deciso di trasferirmi in Austria. Al tempo stavo con una donna, quindi ci siamo trasferiti insieme, ho vissuto a Vienna per 5 anni. Di che mi hanno di nuovo chiamato dall'Italia per scontare un altro paio di anni. Sono dovuto rientrare e da lì tutto quello che avevo costruito è crollato. Dopo circa un altro anno ho deciso di ripartire fuori e adesso vivo a Zurigo. Quindi anche una sorta di ripresa personale. Sicuramente, ma sicuramente tutto questo che sto facendo è una ripresa personale, l'ho fatto soprattutto per quello. Una cosa che avevo dentro e che dovevo fare e ho preferito farlo in questo modo. Di cosa ti occupi a livello artistico musicale e soprattutto come mai questa moda dell'incognito a livello artistico comunicativo? Più che una moda, alla fine è una cosa di esigenza. Non voglio che in futuro quello che faccio, siccome lo faccio perché arrivi al numero di persone maggiore possibile, non voglio che in futuro si riversi di nuovo contro di me e debba perdere di nuovo anni così, per un semplice vizio di mettermi in mostra. Non ne vale la pena. Di che tipo di musica ti occupi? È difficile etichettare quello che stiamo facendo perché sperimentiamo diverse cose e ci teniamo a questo perché abbiamo un'identità anche musicale, soprattutto molto forte. Sicuramente abbiamo contaminazioni trap, sicuramente abbiamo contaminazioni dancehall, sicuramente abbiamo contaminazioni la trap francese, dance, anni 90-2000, insomma qualcosa anche che viene sicuramente anche dal reggae o dal reggaeton. Abbiamo molte contaminazioni, suoni che vengono dall'est Europa ma anche che vengono dall'America, quindi Insomma, un lavoro a 360 gradi senza stabilizzarsi su un genere particolare. No, è proprio un genere nuovo che è derivato dall'esperienza che abbiamo avuto tutti per anni perché noi siamo ragazzini. Un prodotto tutto nostro. È un prodotto tutto nostro che viene da tutto il pacco musicale da quando eravamo giovani fino adesso. E dalla Karate. E poi dall'esperienza di Karate, Roby, Matte Fame che adesso non è qui tra noi perché è impegnato,
il nostro magico produttore che ci fa le basi più bomba che ci sono in questo momento. Che naturalmente, È più adatta alla situazione. dove naturalmente tutti insieme appunto per questo progetto immagino che siate appunto la 070 Gang. Esattamente. Esatto. Presentiamo un po' anche la 070 Gang. Allora, possiamo partire dai progetti che ci sono in corso. Io ho in corso adesso il progetto per un album che uscirà nel futuro, non so esattamente quando, però l'album è quasi pronto. Contemporaneamente sta per uscire anche un nuovo progetto con la 070 Gang, White, Mikey. Ragazzi, vi ricordo che naturalmente White è anche un membro storico della Califogi e Row B è il fondatore praticamente della Califogi. Beh, gli stai dando meriti che forse no, però... No, a parte gli scherzi ragazzi, il suono, il siero è Row B. Assolutamente d'accordo. Giusto. Dicevo appunto con questi nuovi progetti è entrato per la mia strada questo essere che è diventato un mio grandissimo amico, abbiamo stretto un rapporto veramente eccezionale, abbiamo un feeling musicale che è qualcosa di incredibile, ogni volta che facciamo un pezzo nuovo questo feeling continua a crescere. E quindi abbiamo deciso di rendervi partecipi di tutto. Nell'album 070 ci sono anche i pezzi con White. I primi pezzi con White ormai sono già fuori da un po' di tempo, il primo mi sa che l'abbiamo fatto quasi 2 anni fa. Sì. Poi abbiamo fatto Palma Benzina, abbiamo fatto Palma Bay, Malavida, insomma qualche ascolto l'abbiamo fatto su sì. Spotify. Non è ancora tanto. Benzina abbiamo da soprattutto è lavorare, andata bene. però Benzina è andata parecchio bene, possiamo dire. E niente, adesso sentirete il nuovo suono che sta per arrivare. Avete qualche spoiler da... Qualche spoiler, abbiamo ce ne parecchi. sarebbero tanti, però ci piace tenere le cose un po' nascoste lo stesso. Sembra che qualcuno copri. Esatto. Allora attendiamo ancora un Sono pochino. sempre appresso. Siamo quindi con Row B, che è praticamente lo storico produttore Karate Records, fondatore della Califogi. E parlaci un po' di questo progetto invece della 070, siamo curiosi. Questo progetto della 070, a parte che è un progetto a cui credo molto, a cui crediamo molto tutti, come ho detto prima ACAB nasce da un feeling musicale che c'è tra di noi. Ovviamente poi le influenze vengono tutte Riunite? riunite per fare un brano, quindi come ho detto prima proprio ACAB, le influenze sono magari il reggaeton, dance, roba nuova, anche un po' roba del 2000, anni 90, una rivisitazione di tutto questo. Poi contando che questi 3 mostri che abbiamo a fianco hanno fatto veramente mine, io purtroppo non abbiamo niente da spoilerarvi. Chi sono i 3 mostri? No, non sto parlando del manager. Ah, il manager! Ah sì, perché dimenticavo, c'è anche il manager della 070. Ha fatto i soldi, ha fatto. No dai, vabbè, a parte queste cose purtroppo non abbiamo ancora niente da spoilerarvi, ma a breve qualcosa su Instagram, sui social la metteremo, quindi vediamo un po' di ripulire le orecchie di qualche ascoltatore. Senti un po', ma da producer, Dimmi. dal punto di vista tecnico, come classifichi la difficoltà di questo progetto? Allora, questo progetto non è un progetto rap, è fatto con le tecniche rap, ok? Però, ripeto, ci sono molte influenze, quindi magari potrebbe esserci una ritmica dance, una rappata, melodie in mezzo, ritornelli coinvolgenti e poi il brano parla da sé. Guarda, io avrei voluto farvi sentire qualcosa, magari mettere qualcosa in play, ma ripeto, non abbiamo niente disponibile. No. Almeno sulle No. tecniche invece Però si può fare qualcosa? sì, guarda, credo quest'estate facciamo uscire l'album, se tutto va bene, se un po' di fortuna ci bacia.
Sempre ci vuole un po', no? Sì, un po' di fortuna non la puoi mai calcolare, la fortuna, quindi Io sono lasciamo che personalmente venga. curiosissimo di questo progetto perché mi incuriosisce Io sono questo- entusiasta di questo Secondo me in progetto. qualche discotechina lo potremmo sentire, qualche branino. Sì, perché sono, vedi, Quindi anche Fa parlando. spinta per divertire un po' una fascia molto più I concerti ampia di saranno persone. divertentissimi. Ottimo. Genau. Genau. I concerti saranno divertentissimi. Sicuramente non sarà un album che annoia, perché ripeto, come diceva anche Mikey, sono pezzi anche che potrebbero mandare in discoteca, belli ritmici, te l'ho detto anche prima. Insomma, siamo qui per farvi fare Dai, festa, raga. cerchiamo. Serviamo solo a questo. Stiamo solo cercando di far sentire agli altri di che cosa siamo capaci La nostra idea. e le nostre idee quali sono. Eh sì, ragazzi, una crew sarda nuova, molto interessante. Da aspettare, da attendere, quindi non perdetevela. 070. Gang, gang, gang. Oh, Volevo chiederti anche questo. Dal punto di vista organizzativo per gli eventi di quest'estate, visto che l'album più o meno uscirà il periodo dell'estate. Allora, diciamo che ci sono idee in corso. Ovviamente aspettiamo l'album come presentazione, perché comunque sono usciti singoli 070 ma non un album. Un album ti identifica anche come artista. Se poi qualcuno vuole lo show è perché magari sente l'album, non un singolo, perché un singolo dura anche 2 minuti, insomma. Chiaramente, un album certo. hai qualcosa da presentare anche su un live, su qualche Ma concerto, in anche qualche perché si è concerto poi. completato. Esatto, sì, Siamo passati sì. da 2 a 3. Sì, Sono poi cose che- 5, poi Le alla teste fine. quando scrivono sono diverse da una. Direi di sì, vanno tutte unificate. Sì, poi. sì, le melodie. ognuno ha le proprie idee, poi quando vanno a incontrarsi, cioè, Nascono cose alla interessanti. fine. Sì, ma infatti è di quello in che sono tutto, curioso. In tutto, a parte che siano le nostre canzoni, in qualsiasi cosa, se uno ha l'unione fa la forza proprio veramente, è così, quindi Veniamo tutti da background differenti. esatto. Chiaro. è vero, abbiamo tutti un background È differente. quella la forza che rende l'originalità del progetto. Io sono veramente curioso di sentirvi e credo anche Funziona qualche perché ci siamo telespettatore. tutti, se no non funzionerebbe questa cosa. Lui è il nostro manager, Franco. Quindi lo battezziamo ufficialmente in puntata Franco. Quindi signori, il manager Franco della Franco, 070 un altro Gang. king. Allora, lo chiedo a te Akab, tu dal tuo punto di vista artistico dove ti si può trovare? Sui social? Allora, mi trovate sui social, su Instagram ACAP Dark Dog, su Spotify ACAP Dark Dog, su Facebook ACAP Dark Dog e insomma su tutte le Molto piattaforme, semplice. ragazzi, dappertutto. YouTube Music, YouTube, canale YouTube ACAP Dark Dog. 070 Entertainment. 070 Entertainment è la nostra produzione, la nostra produzione di idee, perché ragazzi non scordatevi mai, la testa ce l'abbiamo noi. Ragazzi, c'è qualcuno, è la vostra puntata, quindi che volete salutare, ringraziare, citare? Allora, sicuramente nel nostro lavoro abbiamo bisogno di tantissimo aiuto e questo ci viene fornito da persone che sono nostri amici ma anche dei professionisti, esattamente, e ci danno una mano in tutto, in produzione sia musicali che arrangiamenti o fotografie o grafiche, insomma tutta questa roba che serve. In particolare io voglio ringraziare Ramsey per gli arrangiamenti che fa in gran parte dei nostri lavori. Ciao, Ram. È un artista. È un artista, è un professionista esemplare, sì. Grandissimo musicista. Un grandissimo musicista e poi un amico, quindi cioè, è un piacere lavorare con lui e quindi sicuramente voglio mandargli un grande saluto e un grazie. Poi Anche al socio che non c'è stasera. visto che Fame. Matte non c'è, che è impegnato in studio, salutiamo Fame, bella Matte. fra. Karate Life. Anche Fame prende parte alle produzioni per i miei pezzi, per i pezzi 070.
Matte fa un lavoro veramente eccezionale, ogni volta sorpassiamo gli step in studio, funziona così, ogni volta è sempre un gradino più su, è quello che serve. Anche grazie a lui. E non ci accontentiamo facilmente, quindi Eh sì. Volevo salutare anche a tutti e quelli poi che ragazzi, ci conoscono. esatto, salutiamo tutti voi che ascoltate i pezzi, che ci seguite sui social. Tra tutti gli amici che ho, tu sei uno di quelli. Sempre Esattamente, questa cosa che non muore mai. tra tutti. Tra tutti gli amici che ho, cazzo, sei uno di quelli. Franco, tra poco butta giù un contrattino dove ci sono le E poi soprattutto ragazzi, saluti da Franco e bella Franco. Soprattutto dobbiamo ringraziare a voi l'intervista. ACAB, Grazie, in bocca al lupo per il vostro ragazzi. progetto, a tutti ragazzi, grazie di essere stati ospiti e di avermi dato la possibilità di fare questa puntata. Grazie ragazzi, ciao a tutti dalla 070. Un saluto alla Gang, Califogi. gang. Salutiamo la California. È stato un piacere conoscerti. Anche per me. Ragazzi, Bella, siamo Fra. giunti anche al termine di questa puntata. Continuate a seguirci e mi raccomando, ACAB Dark Dog è 070 Gang. Ciao ragazzi. 070 la gang. Riparto da zero, riparto da zero, riparto da zero, riparto da zero. Scrivo mentre fumo cannabis, sotto controllo anche dopo il bis. VD40 la melody, rollo profondo da lunedì. Palme non sono amico no.